La protezione civile non è solo emergenza, è prevenzione, formazione e comunità. Ed è un'occasione per tutti per diventare parte attiva del territorio. Il messaggio di Nicolò Saccarola, nuovo presidente della Protezione Civile a Zero Branco, che conta oggi più di 50 volontari. Diplomato in architettura e ambiente, ora studente di scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione all'Università di Ferrara, Nicolò, di soli 24 anni, è il più giovane in Veneto e probabilmente anche in tutta Italia. Volontario dal 2017 e caposquadra dal 2023 sotto la guida del presidente uscente Salvatore Carlozzosi, si rivolge prima di tutto ai giovani. Giovani, una decina nell'organizzazione, quindi insomma siamo una bella squadra, giovani che hanno una grande esperienza, che hanno voglia di ascoltare e imparare. Un messaggio di inclusione verso i propri coetanei, investire su una continua formazione, sostenere e incentivare il volontario giovane. Obiettivo principale: portare avanti un gruppo responsabile ampliandolo con nuove leve. Il motto è Tutti siamo protezione civile. Il cittadino ha un ruolo fondamentale e la partecipazione alla protezione civile e quindi al volontariato di protezione civile, che si traduce poi in formazione e si traduce poi in sviluppare un senso di consapevolezza di quello che è, di che cos'è la prevenzione, di che cos'è il rischio. La necessità che aumenti la consapevolezza e le azioni di prevenzione con cambiamenti climatici sempre più frequenti. La protezione civile non è solo emergenza. Non sono solo le attività che vediamo tutti i giorni quando succedono i problemi, sono anche azioni silenziose che spesso il cittadino non vede, sono addestramento, sono le uscite quotidiane dei nostri uomini e donne che vigilano sul territorio.